Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Vi chiedo scusa in anticipo per l'aspetto, sì, rispetto a più del solito sembrerò lento e quant'altro, però purtroppo già è tanto che sto riuscendo a pubblicare questo video adesso perché oggi ero al lavoro, però purtroppo per dei sintomi influenzali altamente fastidiosi sono tornato a casa, quindi posso fare il video della partita se non fosse che io in realtà la partita praticamente non l'ho vista e quindi potrò parlare soltanto del risultato. Vi prometto che comunque la partita me la riguarderò, vi prenderò gli appunti necessari, influenza volendo, per poter far uscire un video del giorno dopo che sia quantomeno attendibile, ecco, e che non parli delle solite cazzate inventate sul minuto. Non mi sono voluto nemmeno rivedere gli highlights in realtà, perché la partita non l'ho vista e quindi vengo qui proprio così, come iene iene. Un po' come quando all'interrogazione tu, sapendo che non studiavi, andavi lì sapendo di prendere due. Poi se prendevi qualcosa in più, tanto di guadagnato. Io ovviamente dico che la partita non l'ho vista perché vuoi perché proprio non sto al massimo e vuoi per comunque la clientela che aveva bisogno di essere servita, non riuscivo a prestare molta attenzione a quella che era la partita. Per quello che mi è stato concesso di vedere e per quello che sono riuscito a vedere, diciamo che la prestazione non è che mi abbia entusiasmato più di tanto. Non ho visto ma proprio a livello di atteggiamento non ho visto una prestazione eh, che mi aspettavo. Già subendo quel gol, perché purtroppo per me il gol l'ho visto, subendo quel gol ti tagli le gambe da solo. Tra l'altro penso che su quel gol l'ho sempre difesa a spada tratta. Ehm, Lì l'errore di Scuffè secondo me è palese. Scuffette che poi va arrabbiate. L'errore di Scuffette è palese perché mi aspettavo una parata decisamente molto più efficace in quel frangente. Invece se l'è lasciata entrare dentro praticamente. E, e per il resto, ragazzi, io ho visto veramente pochissimo. Dopo il gol mi aspettavo di vedere un Cagliari molto più arrembante, molto più sul pezzo. Tra l'altro non capisco perché sia uscito Shomurodov e sia entrato Viola. Probabilmente perché Shomurodov non è comunque al 100%, credo. Molto contento del rientro di Mina, però Mina stava per fare una cappellata allucinante perché è una delle altre poche azioni, se non l'unica azione che mi ricordo oltre a quella del gol. C'è un contropiede del Frosinone in cui Mina non fa bene la trappola del Frosinone, del Verona, perdonatemi, in cui Mina non fa bene la trappola del fuorigioco e fa rimanere come ultimo uomo Lazovic, se non mi sbaglio, che poi fortunatamente tira addosso a Scuffet, però era rimasto l'ultimo giocatore buono ed era rimasto dietro Mina. Ed è un errore abbastanza grave, abbastanza grave. Poi il resto della prestazione non la posso giudicare, ve l'ho detto. Purtroppo ho una condizione fisica un po' così, però ve l'ho detto, mi recupererò tutta la partita così il day after sarà fatto come Cristo comanda. Per il resto, che posso dire? Sono contento che abbia segnato Sulemana. Tra l'altro so che in quell'azione ha praticamente quasi fatto tutto lui. Questo è quello che ho sentito per radio perché a una certa ho incominciato anche a seguirla per radio. E sono contento che sia ritornato al gol proprio al rientro dell'infortunio. Sono contento che abbia
partecipato praticamente solo lui all'azione perché è un giocatore di spiccare qualità, come ho detto. E è un bel talento, tra l'altro gol dell'ex e tanta roba, tanta roba. Tra l'altro mi pare di aver capito poi che a un certo punto Ranieri abbia praticamente rivoluzionato il centrocampo e abbia tolto De Jong, Nandez e non mi ricordo chi altro. Magumbu. De Jong, Nandez e Magumbu. Ha tolto questi tre per far entrare, se non erro, Prati, ovviamente Sulemana e chi altro? Oristagno, credo. Poi mi correggerete se sbaglio. E io devo essere sincero, quei pochi minuti che ho visto, Nandez a me non è dispiaciuto, forse è uno dei migliori. Il resto non. Nessuno mi ha entusiasmato più di tanto. Oddio, sa di Solemana, perdonatemi. Sono contento che sia tornato al gol. Tra l'altro, due gol in questa Serie A e due gol fatti, perdonatemi, ad una squadra giallo-blu. Piccolo aneddoto, piccola curiosità, molto simpatica. Spero che si ampli la palette colori delle squadre a cui Sulemana colpisce, però per il momento va bene così perché alla fine segnare non è il suo compito primario e tutto quello che riesce a fare secondo me è un qualcosa in più perché io Sulemana me lo immagino molto in più a dettare l'interdizione per affrontare l'avversario a centrocampo, quindi se riesce anche a fare gol a me va più che bene. Poi, ecco una cosa importante da non sottovalutare che mi chiedo scusa, regalo, so un video di merda, però doveva uscire. È un qualcosa importante di cui tenere conto, poi ne parleremo meglio anche nel video con le dirette concorrenti e quant'altro. Sassuolo Udinese. Sassuolo Udinese è finita 1-1, ok? Che è un risultato che può far piacere o non può far piacere. A me ovviamente fa piacere, però non fa piacere il nostro risultato, specialmente in vista di quelli che sono i nostri prossimi impegni, perché purtroppo se tutti si muovono, in realtà nessuno si muove. Perché ovviamente siamo rimasti tutti equidistanti, non è cambiato assolutamente niente. E questo cosa implica? Che è ancora tutto in ballo. E tu dovevi cercare di non tenere tutto in ballo in vista del trittico di partite che ti aspetta. Dovevi cercare di allungarti sul Verona, dovevi cercare di allungare sul Frosinone che aveva pareggiato col Genoa, dovevi cercare di allungare sul Sassuolo che stava giocando contro l'Udinese e perché no, dovevi allungare anche sulla Salernitana che è stata sconfitta 3-0 dal Bologna. Dovevi cercare di fare tutto questo, io mi aspettavo per quello un atteggiamento in campo di una squadra che lottasse per questo. Poi magari c'è stato nel secondo tempo, ma io perlomeno nel primo non ho percepito tutto, tutta questa garra, tutta questa voglia di lottare. Non so se i giocatori erano sulle gambe, ma la vedo difficile perché comunque hanno riposato 2 settimane. Pure Luvumbo mi è piaciuta, qualche sgroppata, ma l'ho trovato abbastanza fumoso oggi. L'ho visto alcune volte con provare dei tiri che lasciavano un po' il tempo che trovavano. Eh, sono contento per il fatto che comunque non abbiamo perso punti, ma sono sinceramente deluso dal fatto che questa partita non è stata affrontata nella maniera che io ritenevo più giusta. Poi, ripeto, magari guarderò tutti e 90 minuti e sarò costretto a ricredermi. Però a occhio e croce non mi è sembrata quella prestazione che ci doveva essere. Contro il Verona io volevo una squadra che giocasse con la bava alla bocca. E anche negli ultimi minuti ho visto una squadra che si provava a tentare a cercare il gol, però non la vedevo convinta. È mancato mordente.
Ecco, secondo me è mancato molto mordente. E poi per il resto basta, non... Ecco, ecco, stop. Come sempre, solite interruzioni. E mi aspettavo una prestazione diversa. Me l'aspettavo pure da Scuffè perché secondo me quel gol, anzi Scuffet, mi è da di Scuffè, perché su quel gol secondo me le colpe ce le ha, nonostante ci abbia parato il culo per molto molto tempo. È impossibile secondo me non dargli colpe su quel gol, ma ci può stare un errore, glielo si può anche concedere per tutto quello che ha fatto prima. Poi non so se nell'arco della partita, perdonatemi, ha fatto parate cruciali, io me lo auguro e se è successo non mi stupirei nemmeno più di tanto. Mina, Mina mi aspettavo un qualcosina di più, ma mi riservo anche per lui la questione di andarmi a vedere tutta la partita. Che peccato. Che peccato perché potevamo veramente allungare. Tra l'altro, stando alle notifiche che ho ricevuto, Sassuolo-Udinese si è decisa nell'arco di praticamente 2-3 minuti. Ha segnato il Sassuolo e subito dopo ha segnato l'Udinese. E per noi questa cosa è positiva, ma ripeto che in vista di quelle che sarebbero state le prossime partite, oggi secondo me era doveroso portarsi a casa i 3 punti. Tra l'altro ho gli occhiali lerci, devo pulirli, e... però è andata così. È andata così, accantoniamo questa cosa. La prossima partita sarà contro l'Atalanta, squadra che è leggermente in forma, squadra che è andata a vincere al Diego Armando Maradona ex San Paolo contro un Napoli, sì, che non è lo stesso Napoli dell'anno scorso, ma è pur sempre una squadra che negli ultimi tempi si stava un po' ritrovando, quindi se non gli ha dato il colpo di grazia poco ci manca. Eh sì, giocheremo contro l'Atalanta domenica alle 6 di pomeriggio. Speriamo di far bene lì. Lì uscire con un punto sarebbe veramente tanta roba. Poi non so chi affronterà chi nella lotta alla retrocessione, quello lo staremo a vedere in un prossimo video. Io direi che per il momento ho sproloquiato anche troppo. Vi mando un bacio e un abbraccio, statemi bene, non vi prendete l'influenza perché vi stronca, veramente vi stronca. E niente ragazzi, detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.